Fine settimana politico movimentato in Sicilia. L'onorevole Alfano dà infatti il suo consenso alla sfiducia all'onorevole Lombardo. Leontini, capogruppo all'Ars del PDL, sta lavorando così alla mozione di sfiducia, sperando di raccogliere il sì di quei parlamentari anche del PD che dissentono dalla linea politica del governatore. Nel contempo Lombardo incontra anche il leader di Forza del Sud per un'intesa che potrebbe essere dietro l'angolo. Nel PD Rosi Bindi, presente in Sicilia alla festa del partito a Caltagirone, ribadisce il suo no al sostegno al Lombardo. Come si muoverà l'MPA alla luce di questi eventi? Lo abbiamo chiesto all'onorevole Roberto Di Mauro. Correttamente va posta la mozione di sfiducia, il PDL presenterà, me lo auguro che lo facciano una volta per tutte, per presentare questa mozione di sfiducia, e vedrete che raccoglieranno appena appena i loro voti e i voti del PD, cioè raggiungeranno un quorum di 30-29 voti. Questo è il dato reale, quindi al di là della propaganda che può essere rappresentata da un messaggio politico che scaturisce da una inaugurazione di una sede, il dato concreto è che il PDL è all'opposizione e non è in grado di formulare alcuna proposta politica concreta, seria in questa legislatura. Non credo che ci possa essere in questo momento un'alternativa al governo tecnico, se non altro per quello che succede su scala nazionale. Non c'è dubbio che su scala nazionale c'è un avvicinarsi sempre più alle questioni politiche che ci portano alle elezioni anticipate, che serviranno a dare un chiarimento importante alla scena politica. L'onorevole Alfano ha ribadito oggi ancora una volta che di Berlusconi non si può fare a meno, e quindi riteniamo che la situazione di Stato non può che sfociare all'azione politica anticipate. Sarà un momento di grande chiarezza che consentirà anche alle forze politiche che operano in Sicilia di poter avere maggiore chiarezza e di poter anche organizzare un programma e una serie di uomini e di partiti che possono accompagnare l'attività del Presidente della Regione. Quindi escludete un governo politico col PD? Ma non escludiamo niente, escludiamo soltanto che ci possa essere oggi la chiarezza politica per fare delle scelte. Noi abbiamo le idee chiare, che sono quelle di un governo autonomista, di un governo che deve proseguire la riforma dei rifiuti, di un governo che deve approvare con urgenza la finanziaria, di un governo che è chiamato ad approvare una manovra correttiva all'interno della finanziaria di circa 1 miliardo di euro, causa la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, e questo per noi rappresenta una priorità. Alla provincia d'Orsi sembra impantanato, riuscirà a trovare il bando della matassa? Non credo che Dorsi sia impantanato. Lì c'è un consiglio provinciale che è rimasto fermo, ancorato al 2008. Quello che è successo fuori da quel palazzo dal 2008 fino ad oggi non viene tenuto conto. Ci sono consiglieri provinciali retrodatati sul piano politico che sono convinti che il PDL sia in maggioranza su scala nazionale e in maggioranza da Grido. Non è così, Dorsi va avanti nei tempi, Dorsi si rende conto che oggi l'unica strada da imbroccare è la strada dell'autonomia, e quindi sta facendo un'operazione che oserei dire molto coraggiosa, e cioè prescinde dai numeri in consiglio per cercare di trovare nella società civile le migliori energie che possono accompagnarla in questa difficile fase di governo.